Signori, rieccoci qui su The Last of Us Remastered. Allora, siamo rimasti che... ci manca questo. Vabbè, sì, abbiamo al massimo... Abbiamo fatto una bottiglia qua. E poi questo, perfetto. Abbiamo acquisito anche una bella arma, anche se non è molto potente, però... Sam, corre indietro! Sam! Bene, una trappola. Tutto ok. Sono stato io. Ho fatto scattare un cancello di sicurezza. Henry, proviamo a sollevarlo. Che situazione? Sì, lo so, come ogni volta. Cosa? Questa cosa non si sposta. Andiamo fuori di qui. Sam, stagli vicino. Harry, cazzo, muoviamoci! E tu proteggilo! Via! 4, 5. Mamma mia, quanti... Andrà tutto bene. Sì, lo so. Ok, ragazzo. Cerchiamo di trovare una via d'uscita da qui. D'accordo? Infetti! Ricordiamoci di questo. Ma quanti sono? Tanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mamma mia. Ah, tutto fuori tutti a pugni qua. Sono tanti, eh. Sono tanti qui, eh. Aspetta. Dovrei anche curarmi se mi lasciate. No, niente. Non mi hanno lasciato.
Non bisognerebbe far casino, però. Ah, proprio ravvicinato, una specie di shotgun è quello lì praticamente. Allora ci vogliamo. Ma perché volevo provare anche a fare un'altra. Voglio toccare una zona un po' particolare. Sì, ho capito, sono sbagliato la mira. E cazzo, gli lanci mattoni che non... Basta? Dai, fatevi sotto, dai. Sì, ma è bello che continuano a correre a destra e a sinistra. Non è che vai bene a prenderli di mira, eh. Basta? Aspetta, finché è abbastanza tranquillo mi curo. Ecco. Qui ce ne sono altri 3, giusto? Ma in teoria, se li facciamo fuori tutti un po' alla volta. Adesso possiamo prendere anche questi qua 3, bene. Con calma, usciamo, eh. Grazie. Ce l'hai fatta. Dobbiamo andare avanti. Allora, adesso che li abbiamo decisamente massacrati tutti dopo che ci hanno massacrato a più non posso,
Vediamo se troviamo qualcosa di interessante in giro. Sì, questi vanno sempre bene. Quanti cosi abbiamo qua? 260. Esplosivi al massimo. Neanche pensato, potevamo fare degli esplosivi. Beh, un coltello me lo faccio. E anche un medi. Allora andiamo per di qui. Qui è tutto al massimo. Dovevano essere in tanti. Chi viveva qui, intendo. Sembra di sì. Non è proprio no. Ah, guarda, abbiamo gli attrezzi di livello 3, molto bene. Comunque nel suo piccolo ne fa abbastanza di danni quella pistoletta lì. Guarda questo. Sembra un'aura. Perché non l'hanno protetta? Vorrei saperlo anch'io. I Di no... certo non meritavo Danny tutto Ish, questo. i nostri protettori. Pensi di poter far scendere quella scala? Già. Già, Va pure. Dai, pesa 20 kg. Ecco fatto. Bel lavoro, ragazzo. Che sia Ellie. Andiamo. Ma per modo di parlare direi proprio di sì. Joel, sono loro. Sam! Grazie al cielo! Continuiamo a correre! La paura! Sam! Scappate! Ce ne sono troppi! Ellie, allontanati dalla porta! Forse ci spingiamo insieme. Sam! È strisciato di là! Cosa ha fatto? Sam, che cavolo fai? Ci tira fuori. Allora sbrigati. Su, vai. Andiamo di sopra. Forza! Merda, è bloccata! Fammi scaletta! Posso uscire da quella finestra! Aprila dall'altro lato. Fai in fretta! Ehi, forza, Sam. Non devi restare qui. E tu? Starò bene. Forza, vai! Pronti? Ci siamo.
Ah. Pronti? Non riesco a tenerlo! Dai. Niente, devo trovare un'altra soluzione. Pronti? Ma guarda, finché caricavo, cioè aveva proprio voglia di rompere le palle. Comunque abbiamo Pronti? capito. Ma dai, stavo sparando. Ah, Pronti? nice, boh. Ok, muoversi. Forza, andiamo! Aria fresca. Guardate qui. Cos'è? Uno scherzo del cazzo? Grazie dell'avvertimento sull'altro lato. E dov'è questa torre? Ci siamo. Forza, andiamo. Allora, carichiamo il pompazza. Come stai, piccoletto? Ci è mancato poco, eh? Guarda, ne facciamo un Uno paio. dei nostri momenti migliori.
No, una posso farne. Mi confondo sempre con questa. Troveremo prima o poi un posto dove potenziare un po' di roba. Prima o poi. Non si sa quando, ma prima o poi. Purtroppo i banchi di lavoro non sono moltissimi che io sappia. Come abbiamo visti quanto? 2 o 3 volte fino adesso. Ehi, guarda là. Già, che ti avevo detto, eh? Troviamo il modo di arrivarci. Adesso qua dovrebbe esserci una zona abbastanza tranquilla in Tu come te teoria. la stai cavando? Normale amministrazione. Quando ero con Henry ho fatto fare un paio di pezzi. Qua bisogna passare bene tutte le case adesso. Devo fare i topi d'appartamento. La carta è al massimo, quindi possiamo fare cosa? Mi faccio questo qua. In teoria non dovremmo trovare mostri, in teoria. Dovrebbe essere un posto proprio da rifornimento, per capirci. Bene, per qua abbiamo passato tutto, via. È Passiamo stato qua da... molto emozionante, eh? Oh sì, un sacco. Come siete finiti insieme? Oh, io... Una mia amica, Marlene, gli ha chiesto di portarmi dalle luci. Andate d'accordo, eh? Sì, beh, ora lo comando a bacchetta. Vero, Joel? Allora siamo... Ah, si può andare anche da basso. Interessante. Un banco da lavoro. Questo posto senza gli infetti. Non riesco nemmeno a immaginarlo. Qua ritorniamo di sopra, giusto? E nella stessa casa. Allora andiamo fuori qui. Andiamo giù per la strada principale. Chiuso. Io sparo a vista. Sembra tutta gente ospitale. Dopo l'epidemia sono stati vittime degli sciacalli. Sono quasi diventati paranoici. Ricordi quel periodo, Joel? Certo, come un ricordo. Figurati, io mi ricordo a stento ieri. Ah, questo è il posto di prima. Qui di fianco invece non si può andare dentro. Bomba. Meglio starne alla larga. Questi non sono come quelli della zona. Sono feroci. Finalmente un banco da lavoro. Bene, al lavoro. E io direi di mettere questo. Bene. Pistola. Abbiamo questo qui che secondo me fa parecchio danno. Poi i colpi sono anche limitati. E io direi di... Io direi di fare la portata, aumenta la gettata.
Sì, dai. Velocità di fuoco. Direi che dopo direi di fare questa qui che la completiamo. 40 e 40. Di più non si può andare. Abbiamo ne siamo 70. Quindi direi fare la velocità di fuoco. E con 20 possiamo fare qualcosa? Sì. Diffusione. Aumenta la diffusione dell'arma quando a fuoco. Direi di far questo. 0. Sì, sembra andare. Più colpi 3. Cioè. Molto bene. Che cos'è questo? Oh, è un camioncino dei gelati. Un camioncino dei gelati. Già, nella DPR. Mi vendevano il gelato direttamente dal camion. Cosa? Ah, figurati, Joel. Andiamo bene alla ricerca. Guarda, altri pesi. Sì, beh, adesso ce ne servono non pochi. Benito del padre. Cara, in mia assenza sei tu l'adulta di casa, ora tocca andare a badare a tuo fratello. Occupati di lui, starò via solo qualche giorno per raccogliere cibo e rifornimenti. Se per qualche ragione non fosse qua tornato dopo una settimana, prendi tuo fratello e dirigiti verso la zona di quarantena di Pittsburgh. Non aprire la porta a nessuno tranne a me, conserva i proiettili, se foste costretti ad andarvene tenete un basso profilo, muovetevi rapidamente, approfittate del fatto di essere piccoli. Ci vediamo presto, papà. Vabbè, qua ci sono proiettili qui dentro allora. Infatti, 3 proiettili. Abbiamo questa qui è il massimo. Io farei un altro, giusto per potercelo prendere. L'ho preso? Sì. Andiamo di qua, qua c'è qualcosa, non sembra. E qui è una bella camera, a parte la carta da apparati che non ne vado matto. Non puoi saltare giù? No, non mi lascia. Allora ritorniamo alla partenza. Siamo arrivati di qui, però voglio vedere di là. Qua si va in giardino. Ah, guarda, altri pezzi di ricambio, molto bene. Cioè, ce n'è parecchio da girare, vedete, cioè, ci sono dei punti che scappi via, sei limitato di punti che vai via come. Partiamo da in cima. Ah, frecce. Leggi. Aspetta. 8, 21, 36.
C'è qualche cassaforte qui in zona allora. Eccola qua. A Ellie piacerebbe. Leggi, gira. Numero 2, particella messaggera. Il primo test del motore di balzo 1.0 di Daniele si vede un successo. Ma il contatto col pilota, con l'autore si interrompe immediatamente. 48 ore standard più tardi il pilota ritorna profondamente trasformato e portando con sé un messaggio che recita: noi siamo i viaggiatori. Però. Sopravvissuti. Una porta aperta non è servito a altro. Uno di noi ha dimenticato di chiudere una porta e un'orda di quei mostri ha invaso il nostro accampamento. Li abbiamo chiusi dentro e scritto un avviso all'esterno. Grazie. Susan e un paio di ragazzi sono con me, per quanto ne so siamo gli unici sopravvissuti. Ho dovuto trattenere Susan perché non tornassi là dentro a cercare i corpi. È troppo pericoloso. Ha perso i suoi figli e io non ho idea di cosa dirle. Ogni parte di me vuole soltanto arrendersi, sarebbe facile arrendersi in questo mondo, ma non posso farlo, ho troppa fiducia nell'umanità. Ho visto che siamo ancora capaci di farle del bene, possiamo farcela. Devo essere forte per lei. Ish. Ehi Sam. Attento. Sì, ok. Sì, prima io. Oh, Cavolo. Tocca a te. ok. Lanciarla? Sì. Wow, ho del talento. Fortuna. Non è vero. Che fortuna. Ok, levati, ti vanti troppo. Ci siamo. Merda! Terribile. Ok. Un pareggio. No, ti ho proprio distrutta. Ma come distrutta? Se è praticamente un pareggio. Sì, ok. Scusa, abbiamo ranculato ancora qualcosa. Vediamo se riusciamo a modificare qualcos'altro. Credo Quante- che sia un buon posto per lavorare. Abbiamo 61. Io direi di fare un piccolo upgrade a questa qui. Se no si potrebbe fare anche questo. Me ne servono 4 però. Mi serve il... potrei fare questo. Ma direi di fare anche questa. Ne abbiamo 60. Dunque direi di fare 20, 40, 30, 70. No, 20, 40, 55. Facciamo questo. Allora. Direi di fare il rinculo e la diffusione. Dovrebbe esserci utile. Allora, continuiamo. L'abbiamo passato. Qua non si può andare, che è tutto chiuso. Da in ci siamo stati. Qua non si può andare. Qui Le è luci tutto. sono state qui. Già, così sembra. Come faremo a trovarle?
Conosco un tizio. A dire il vero è mio fratello. Faceva parte delle luci. Ho sentito che era in Wyoming. Andiamo là, lo troviamo e poi troviamo le luci. Nel Wyoming. Sai? Bel Sembra un posticino, buon piano, amico. posticino tranquillo, nel Wyoming. Allora, mi sa che dobbiamo andare fuori per dietro e ora. Qua ci sono rogne e non poche. Qua è chiuso, non si può andare dentro. Magnifico. Qua ci siamo già stati, mi sembra di sì. Mi sembra. Sì, qua ci siamo già stati. Va bene signori, io... Ellie, per piacere, togliti, grazie. Allora, signori, io mi fermo qui. 12 minuti fa, no. Aspettiamo. Andiamo giù. Scusa. E qual è? Che cazzo? Hai visto da dove sta? Veniva dalla strada. Ok. Voi state qui. Prima che protestiate, ho bisogno che lo teniate occupato. Io faccio il giro. E vedo se trovo un angolo di tiro. Ok. Ehi, attenzione. Allora signori, io aspetta, mi metto qui nell'angolino, tranquillo. Vabbè. Metto qui tranquillo. Allora signori, io mi fermo qui. Come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, di commentare e condividere i social in modo da far crescere me, serie e canale. Vi ricordo sempre l'iscrizione, vi ringrazio ancora per la visualizzazione. Al prossimo episodio da Joker Gaming.